Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. Ma sai che forse quello che è successo oggi pomeriggio può insegnare qualcosa? Forse, dico forse. Praticamente ero lì che ero uscito dal supermercato e vedo sta signora, probabilmente la badante, con sto nonetto, che guarda la ruota davanti, cioè guarda la macchina che è storta. Io le dico ciao, guarda che è a terra, beh Dio caro, non te vedi, cazzo, c'è il cerchio che tocca per terra. Come fermo, come non fermo, c'è un meccanico, vabbè, gli do il nome del meccanico e il nonno fa e io devo andare a prendere le mandorle e lei fa no, bisogna andare dal meccanico dopo le mandorle. No, non si rabbia Dio caro, e dice no Dio gatto, go andare a le mandorle, ed è andato a prendere le mandorle. Quindi vedi a volte le priorità della vita come possono essere soggettive, e il nonno, cioè che il nonno là di oggi, l'ha dimostrato a livello pro. Una cosa per noi vecchi, chi se lo ricorda? No, c'è anche Alter Beast, quello che aveva Riccardo. Non mi piaceva tanto, però alla fine avevamo 2 giochi a testa all'epoca, quindi è più le volte che si pianta e devo riavviarlo che le volte che lo utilizzo. Telecomando poi luce LED fuori. Dove cazzo è? A Lano di Piave, non c'entra nulla con l'intestino grasso. Dicono che qui c'è una delle pizzerie più buone d'Italia che si chiama Daezio. Ad ogni modo a 150 metri c'è un parcheggio, vai a vedere il parcheggio comunale. Questo per capirci nelle zone di Valdobbiadene, Segusino, Valdobbiadene, quindi sai che se sei di passaggio. C'è anche il Topame, guarda che elegante il Topame stasera, wow. Una veloce teenagerata e buon appetito. Da tagliare a metà e attaccare sul bottone, perché con sti guanti tipo non riesco a attaccare. Dai che 3 ore ti sei ancora qua che sì, ti dai, via. Bene fioi, questo è l'allenamento per il mio trasferimento in Scozia. Pioggia, freddo e grigiume, un sogno. Alzi i bracci, ora, pausa aramento, ora che bello il lago dall'alto, ora che spettacolo, ora un esemplare. Aspetta che a Giacomo che piace queste robe, quei budei fuori e tutto quanto. No, ma non ha la testa. Vabbè, allora solo la colorazione non è da vipera. Manca la coda e manca la testa, l'avevano presa degli uccellini. Casette tipiche. Tutto dentro a casa qua. Aspetta Thomas che chiediamo sta informazione turistica. Allora, per quanto riguarda i camperisti, dopo qua metto i birol qui i posti bei. Per quanto riguarda i camperisti, il parcheggio in libera lo trovi sul sito delle puntine, quindi utilità parcheggi. A fianco c'è il parcheggio comunale. Può essere che fuori stagione tolgono la sbarra per l'altezza, quindi quello è ancora più vicino al centro e anche quello è vista lago. Il giro che stiamo facendo noi per andare a Piani di Pezzè prevede un'ascesa di 1000 metri, quindi è molto tosta, il che significa che a piedi o in mountain bike per chi non è allenato è assolutamente impossibile.
Si arriva tramite le funivie. Cerca su Google Maps. Le funivie. Aspetta, perché parlare mentre te pedali fa facile. Una volta su, adesso vedrai, ci sarà il famoso Piani di Pezzè, che è un posto paradisiaco. D'inverno viene utilizzato per sciare, forse anche ancora per i bob, una piccola area per i bambini, ed estate è veramente un posto da favola per le passeggiate. Mozzafiato per chi ha l'asma. Scarpe e moglie. Vabbè, sì, scarpe e moglie. Ce li rinunciamo perché c'è zero grip e ci stiamo bagnando tutte le scarpe. No, non sei pantegane, guarda. Cioè, una è una pantegana, una è un zerbillo, cosa è il nome? Peccato, veramente peccato. Vabbè, vi portiamo un attimo giù a fare il giretto del lago, così vediamo se ci sono altri parcheggi camper da scoprire. Qualcosa di tattico. Già sa, pensa Dio caro. Non si è voluto provare. Proviamo. Bisogna tirare the snow adesso. 1, 2, Polizei. Guarda uso piano, Ah! uso piano qua. Sì, le sbrissing. Tante sbrissing. Bisogna sentire dei miei Ah. Aspetta, guarda la mia sbrissa, sì che ho anche gomme buone e più. Guarda, dai che andiamo, devo complicarsi la vita un fiantino, dai. Ho avuto che sia. Cazzo, che si sbrissa anche a piedi. E sta giustamente scarpe da ginnastica da cittadino. Che un cancro. Cosa? Ah sì, Non so di qua che di altri peso. Perfetto. Rino! Rino! La piscina che alta! Con l'asciutto col bagnato tieni sempre spalancato. Vieni qua, destra. Volevo mostrare anche a voi fioi un parcheggio tattico, mozzafiato per chi ha l'asma. Qua, lo so che è in mezzo alla strada, lo so, ma guarda, è gratuito, ti metti qui col tuo camper, col tuo van life, con quello che vuoi e guarda che vista che hai. Cioè, ah scusa, goda inquadrata e basso, vabbè che è bello, ripeto, sei in mezzo alla strada, ma la van life è così, Dio Instagram. Il cigno che fa pe. Guarda che bello quel lago giassato, aspetta che non ti inquadro, è legno, guarda. Consigliatissimo il giro del lago, fioi, consigliatissimo, chiudo perché ho finito la batteria. Serve legna, guarda che strada, sta chiesa, guarda che robe. No, Dio gatto, no. Vabbè, quello corre veloce, le strade saranno pulite, dai. Ho capito. Cazzo, non ho lavato i denti ieri. Cioè, io non ho la minima intenzione di mettere le catene. Guarda che belli gli alberi. Dio gatto, ma che belli. Odio la neve. Camper, piuttosto in moto, Dio gatto. Ma è ghiaccio. Quello è il problema, questo è tutto ghiaccio. Che altro? Devo c'è l'influenza. Sì, l'acqua a finestra aperta, col freddo. Sera, Dio caro. No, come chi dice in vicentino, Sara che è dentro freddo. Dove abitiamo oggi? Davanti a casa di Tommaso. Oh, cos'è sta roba?
Porca miseria, guarda che altro. Contento anche. No, è bellissimo, che discorso, è sempre bello. Bellissimo. Fammi vedere quello che mi faceva un po' timore, no? È morbidissimo, quindi è spazzero. Ok. Sì, è spazzero. È spazzero, è spazzering. Che bello. È il tetting. È l'oscuranting. Ah. Te l'ho portato di Siri, tu. Questa è l'area camper, io però non capisco, cioè area camper è una parola grande, perché non ha carico, non ha scarico, non ha corrente, non ha niente, te paghi e basta 10 euro. Noi ovviamente l'abbiamo messo di lato, non paghi nulla, perché dobbiamo pagare se non abbiamo niente in cambio? Cosa ti pago? Il fatto che ho un camper? Ma se mio Dio caro, cos'è tuo? Guarda Alessia, è quella verde, quella con l'ombrello verde, che è contenta come una Pasqua di neve. Sì, beh, le strade sono pulite, per quello dai, sì, non dovrei essere problemi. Ara che cartolina del posto, aspetta che mi giro piano, dopo si imbriaga tutti, per carità è un investimento, sia per la salute che per il portafoglio. Invece di andare avanti, non so, gin tonic, per ti imbriaghi qui nei video. Che bello sto scorzetto con il cignila. E Anare, guarda. È un ane raduno, ma che roba, che mestieri. Thomas, guarda che forte sta casetta, un fiaffru fru, però, beh, proprio in riva al lago proprio, chissà che reumatismi che avesti qua. Guarda, col parcheggio vista lago, a statua dell'ometo che pesca vista lago, di gana una passione questo vista lago. Sapevo io, la romanticona, qua c'eravamo stati anni fa. Hotel Europa. Magari qualcuno vuole venire a fare un salto, bersi il caffettino. Sì, proprio il classico alberghetto di montagna. Va bene fioi, vi salutiamo da questo gioiellino di posto che da anni vi consiglio, soprattutto, ripeto, piani di Pezzè, cioè noi non ve l'abbiamo fatto vedere perché eravamo in piena stagione sciistica e quindi dove andavi? Cioè, potevi andare se avevi dei monboot. Però per carità, girate, guarda qua, bellissimo il lago, romantico anche col caio e la neve, però roba figa anche su piani di Pezzè. Sei vicino a lui. No, se io Avete cucinato assieme, no, i fornelli. mi sto facendo il ricordo del ristorante da Thomas. Ho bisogno della tua presenza per capire meglio la mia essenza. Questo sentimento popolare nasce da me.